Ci siamo pronti per assistere al secondo tempo della partita tra Cus Palermo e Socer Tirreno. Riprendiamo dove ci siamo lasciati. 2-1 in favore del Socer Tirreno. È ritornato in vantaggio per i ragazzi in trasferta la partita proprio allo scadere l'ultima azione, l'ultima occasione del primo tempo di gioco. Ha segnato Geraci su calcio di punizione. Ha dovuto interrompere la diretta, ha dovuto spezzettare in due parti per le interruzioni del primo tempo di gioco. Per chi fosse entrato ora, ricordo, durante un duello aereo, Lucera e Pitassi, in un duro scontro di gioco, sono usciti dal campo accompagnati dall'ambulanza. Qui il Cus prova a giocare rapidamente, Mannino prova a servire il compagno. Rimessa laterale per il Cus. Todaro dentro, cerca Mannino, fa la sponda per Finazzo, non riesce ad arrivare alla conclusione. Ora palla al Contesa, ma Ramaldo prova a inseguire. Geraci lancia lungo per il compagno, la palla è buona, può inseguirla, prova a recuperare Todaro. Tiene palla ancora il numero 20, entra in aria, messo giù, l'arbitro lascia giocare. Tutto regolare secondo il direttore di gara, intervento un po' opinabile, ma si continua a giocare. Chiude le parti di Kacem. Tiene ancora palla, la mantiene il giocatore numero 11, calcio di punizione per il Cus. Vai, salta, per saltare. Quando è il rigore, arbitro? Rischio io. Sulla palla, vado sulla palla, allontano. A 3 metri. Finazzo. Pronto Finazzo a battere questo calcio di punizione. Arriva il fischio del direttore di gara. Palla messa al limite, non riesce a toccare la calcia, ma resta lì la palla, prova la girata Leto, riesce a bloccare la Messina. Messina va a rinvio lungo, vola il Geraci lì davanti. Todaro non riesce a allontanare, ma Ramaldo ha la meglio. Mantiene il posseggio del numero 14. Allarga da Leto, prova a imbocare per Mannino. Tiene palla ancora Mannino, lo segue il difensore avversario. Direzione azzurra, rimessa laterale per il Cus. Battuta rimessa laterale, Mannino non riesce a controllare. Non passa Billeci, possesso che resta rosso. Finazzo prova a mettere una palla dentro, allontana la difesa azzurra. Ora insegue Geraci, prova a mantenere il possesso Tirreno, lo perde dopo l'arrivo di Maramaldo. Ancora Maramaldo, inseguito dal giocatore avversario, prova a servire Abate, è chiuso, ma non riesce a girarsi. Ora palla che resta lì davanti, Billeci serve Mannino, allontana la difesa azzurra. Ancora possesso rosso però. Maramaldo. Maramaldo tiene palla, rischia ma può servire Todaro che riceve palla. Ancora Todaro, si impone il giocatore avversario, ma il numero 20 del Socer Tirreno. Girassia si mette davanti il pallone, guadagna un calcio di punizione utile alla sua squadra. La Rocca batte il lancio lungo, riesce a servire il compagno, costretto a uscire qui Di Maria che va fuori dall'area di rigore. Intervento regolare da parte del portiere del Cus. Possesso che ritorna a rosso. Finazzo fa il velo per il compagno, non riesce a trovarla a servirlo. Gelasia imbuca bene per l'attaccante in area, prova il tiro. Di Maria può bloccarlo. Mannino mantiene palla, riesce a girarsi ancora Mannino, imbuca per Leto, entra in aria, Leto può provare il tiro, sterza ancora, Leto la mantiene lì, mette a sedere l'avversario, poi tra le mani di Messina riesce a mantenere il gol di vantaggio qui Messina. Conclusione tra le mani dell'estremo difensore del Socer Tirreno, ha avuto la sua chance per raddoppiare Leto, non è riuscito a trovare il gol. Si resta ancora 2-1 in favore del Socer Tirreno. Ora Kacem prova a sterzare, ci riesce. Ancora Kacem va dentro, Leto non la mette bene giù, poi Mannino insegue questa palla. Mannino prova il tiro. No, meglio, dai! Quindi dal fondo per il Socer Tirreno.
Todoro va in avanti, vuole Billeci, prova il dribbling, non gli riesce, la Finazzo rincorre, riesce a prendere la Finazzo, si libera del marcato dell'avversario, un'altra volta Finazzo, va in avanti, prova a imbucare per Cace ma non la prende, prova a difendere la Rocca, subisce fallo, calcio di punizione per il Soccer Tirreno. Grande Domi. Finora tra i migliori in campo il giocatore maglia numero 8 del Soccer Tirreno, autore del gol che ha aperto le marcature, ma anche protagonista di una gran partita. Qui va a battere con la Rocca, lasciato solo il giocatore numero 4 del Soccer Tirreno, scivola Marramaldo, però mette una palla dentro, Geraci non arriva, allontana D'Antoni, non chiama su questo pallone l'estremo difensore del CUS, allontana il capitano rosso. Calcio d'angolo per il Soccer Tirreno, concentriamo centrale di rigore, già battuto anzi, la Rocca entra in area, prova il destro sul secondo palo ed eccolo che trova un gran gol la Rocca, riesce a fare il gol della doppietta con tanto di dedica alla videocamera, segna la Rocca, fa il gol del 3-1 in favore del Soccer Tirreno, ha raddoppiato la formazione in trasferta, segna la Rocca, gran gol segnato dal numero 8 azzurro. Intanto cambio nel CUS. Fuori Todoro, dentro il maglia numero 17, Restivo. Aggiorniamo il tabellino. CUS Palermo 1, Soccer Tirreno 3, ha segnato la Rocca, ha segnato il gol della doppietta. Si riprende possesso per il CUS che sembrava essere entrato in campo con un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo. Poi su questo calcio d'angolo l'ha pagata cara e la Rocca trova un gran gol. Ancora il Restivo, prova a passare, ma Nino non riesce a spizzare per il compagno, palla riconsegnata alla difesa avversaria e poi rimessa laterale CUS. Restivo batte con le mani, allontana il difensore del Soccer Tirreno. Finazzo prova il tiro, conclusione debole e larga, rinvio dal fondo per il Soccer Tirreno ancora. Si resta 3-1 in favore dei giocatori in trasferta. Decide la doppietta di La Rocca e il gol di Geraci, mentre soltanto Leto è andato in rete nella formazione del CUS. Lancia a lungo Messina, altro gran rinvio da parte del porterino del Soccer Tirreno. Lascia scorrere qui la difesa celeste, pericoloso questo lancio all'indietro. Arbitro fischia, assegna un rinvio dal fondo in favore del Soccer Tirreno. Vabbè, va così. Tanto l'arbitro va a richiamare l'allenatore del CUS Palermo. Lancia lungo Messina, riesce a girare la Rocca, prova a servire e girare se non lo trova. Ora possesso ancora per Ventimiglia, non riesce però a stabilire e mettere la palla giù. Rimessa laterale ancora Celeste che resta in possesso. Allontana D'Antoni, prova a rimettere la palla dentro il giocatore del Soccer Tirreno. Entra in aria Geraci, trattenuto bene, poi Geraci la ritrova, a tu per tu col portiere, segna il gol del 4-1, si porta sopra di 3 il Soccer Tirreno. CUS 1, Soccer Tirreno 4, ha segnato la doppietta anche Geraci. 4-1, la formazione in trasferta. Ci ha fischiato 27 falli di mano inesistenti, la prende col braccio e fa gol. Questo succede qua. Geraci trova anche lui la doppietta, si aggiunge alla Rocca. CUS
Comincia a uscire cartellini nel direttore di gara per le eccessive proteste. Cioè, non ci dai il calcio d'angolo, mi prendo il gol sul fallo di mano. Luca Pinciotti è incredibile. È incredibile. Si può riprendere a giocare. Finazzo tiene palla, sterza la rischia di perdere, intervento al limite. Rimessa laterale per il Cusna, c'è un cambio di formazione verso Cettirreno. Fuori Noreto, pronto a entrare in maglia numero 15. Marzucco. Quindi out Noreto, entra in campo Marzucco. Che c'è? Perché non me lo dici mentre faccio il cambio? Che mi vedi fare un cambio e mi dici ora ti fa male. Sei uscendo. Restivo batte rimessa laterale, dentro a cercare Mannino, controllo orienta bene verso la porta, si lascia recuperare il giocatore avversario, altra rimessa da posizione leggermente più avanzata. No, lo so. Non ci vuole niente. Poi gli pare che sei pure tu l'abito. Esatto. Avanza il Cus, Mannino non riesce a colpirla, la riprende Marramaldo, allarga dalle parti del compagno, prova a prolungare questa palla, ha messo giù il giocatore del Cus, era un calcio di punizione per il Cus Palermo. Silesi in barriera, dove vai a saltare? Quante ne vuoi Matteo? Silesi in barriera con loro due. Punizione dal limite, la posizione è defilata, va a batterla Billeci. Ecco che posizione il pallone Billeci. Vedremo se andrà dritto in porta o se preferirà servire una palla dentro per i compagni. Parte Billeci col mancino, la conclusione è verso la porta. Messina non si sente di bloccarla, preferisce rimandarla via con i pugni in calcio d'angolo. Già battuto, un'altra volta Billeci, prova il dribbling, lo ferma la Rocca, rimessa laterale Cus che resta lì davanti, ma i gol di vantaggio sono 3. Dura da riprendere questa partita. Restivo prova a prenderla, ha la meglio il giocatore in maglia celeste, altra deviazione, calcio d'angolo per il Cus, altro cambio nel Cettirreno, esce Giarrusso, si prepara a entrare in maglia numero 19. Rotondo, quindi fuori Giarrusso, dentro Rotondo verso Cettirreno, fuori Finazzo, dentro Catanese per il Cus. Facciamo il cambio, tu comunque puoi 8 per 15, ok. Dai, fino a. Arra. No, scusami, 14. Non c'è motivo. Battuta la rimessa laterale, non riesce a prendere la Billeci, palla riconsegnata al portiere. Quindi Messina con le mani. Lancio lungo, allontana Restivo. Ora cerca Cacem, non la riesce a prendere, arriva Billeci, prova a imbucare per Mannino, il passaggio è buono, Mannino la prende. Dietro un'altra volta Cacem, tiene il possesso, prova a passare in mezzo a due. Mantiene ancora la palla, Cacem ora sterza, prova a servire i compagni, mantiene la palla, troppo sul portiere. La blocca e quindi palla riconsegnata, passa Cettirreno. Calma, va bene? No, calma. Lancia lungo Messina, dalle parti Restivo che allontana la palla, però torna Geraci, Marramaldo alla meglio e può allontanare, insegue anche l'appena entrato il numero 15 Catane. Marramaldo per Abate, controlla bene, orienta verso la porta, ancora Abate, spara la porta, qui prova a girarla Mannino, tiene palla Mannino, la lancia sulla faccia per Cacem, Cacem si accentra, se la porta sul mancino,
riesce a deviarla il difensore del Societireno. La parte in contro per la formazione maglia azzurra. Serve Geraci durante una doppietta oggi, accompagna anche il giocatore lato di campo, poi si perde alla fine e trova l'anticipo da parte di Restivo che sbaglia il filtrante per il compagno. Quello dietro, bene, ricevere quello avanti, oggi la sia Filippone, dai! Lancia lunghissimo Messina. Salta Marramaldo, non la prende Restivo. Rimessa laterale per il Societireno. La Rocca. Abate, rientra ma non riesce a recuperare. Restivo insegue, mantiene la posizione e anche il possesso. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Ecco Restivo che andrà con le mani. Restivo in avanti, la può prendere Pilleci, non resiste l'arrivo dell'avversario. Ancora Pilleci, poi allontana la difesa azzurra. Marramaldo in avanti. Abate si lascia scavalcare dal pallone, riesce a riprendere un altro pallone al giocatore numero 21. Prova a imbucare per Girasia. Non ti fermare! Palla persa. Non ci fermiamo, Davide! Ora qui serve Mannino in posizione irregolare secondo il direttore di gara. Ma questo, ragazzi, signori ascoltatori, questo non mi sembra fuori gioco. C'era esattamente il difensore dietro di lui. L'arbitro ha visto una posizione irregolare, ha fischiato l'interruzione del gioco. Franco! Io ho fatto bene, sali! Va a lungo Messina. Villeci non l'attacca. In avanti va Girasia, non trova Ventimiglia, quindi palla riconsegnata a Di Maria. Ora Leto. Spara la porta, prova a girarsi. Un'altra volta Leto, non riesce a servire sulla fascia Kacem. Ora prova a passare qui con Girasia. La prende il numero 15 appena entrato. Un'altra volta Girasia. Prova a imbucare per Giraci, la palla gli arriva, attenta! Una conclusione al volo, frusta qui la palla Geraci, conclusione larga sul secondo palo. Dai Davide, tranquillo, buona gira! Guardiamo sta palla, gira sia, guardiamola! Battuto il rinvio dal fondo, rimandato il cambio. Marramaldo per Sorrentino. Va in avanti a cercare l'esterno, la continua a tenere, poi aggredito, la perde e la trova Geraci. Un'altra volta Geraci cerca la palla sulla corsa per il compagno, può recuperare Marramaldo che ha la meglio su questo contrasto e mantiene il possesso del Cus. La sale palla al piede Marramaldo, vuole una palla lungolina, deve essere avversaria, rimessa laterale per il Cus. Quando si chiama il cambio, la panchina del Cus. Fuori Sorrentino, pronto a entrare il numero 16 Giordano. Avvicinate alla palla prima, no? Tanto! Posto! D'Antoni va con le mani a cercare Leto, ma si lascia scavalcare. Mannino attacca questa palla, non la riesce a difendere, allontana il Societireno. La mette giù bene la Rocca, prova a passare col colpo di tacco, la mantiene il possesso, poi messo giù in maniera irregolare, calcio di punizione azzurro. La prendi qua, dov'è? La prendi qua. Lancio lungo, troppo per i suoi compagni, esce Di Maria e la fa sua. Ora allarga delle parti di D'Antoni. Porta palla, ricordi tutta l'attuale di 4-1 in favore del Societireno, sotto di 3 la formazione di casa. Battuta la rimessa laterale. Abate prova a prenderla, allontana la difesa celeste. Marramaldo allontana con la testa, le insegue il Restivo. Girasia riesce a passare bene, ancora Societireno in avanti, imbuca per Geraci, salta pure il suo marcatore, salta Giordano. Va lì Geraci, riesce a ribattere Di Maria.
riesce ad allontanare. Ora Giordano ristabilisce il possesso. Mannino fa la sponda per il compagno, errata però, una volta Mannino prova a imporsi, la riprende un'altra volta, serve Billeci. Billeci punta l'avversario, prova ad accentrarsi, può imbucare per Abate, lancio fuori misura e restituito di fatto alla squadra in trasferta. Filippone allarga per Girasia, può arrivarci, lo segue Restivo. Ancora Girasia, il Restivo va dritto sulla palla, non temporeggia, poi ritrova il possesso Geraci, spara alla porta. Può fare la sponda per il compagno, Giordano riesce a recuperare e qui va in avanti con Catanese. Abate, prova a servire Mannino sulla corsa, non arriva, la meglio Messina del Tirreno. Ragazzi, teniamo la difesa, c'è la squadra troppo staccata. Dai su. Ora squadra un poco sbilanciata, deve vedere già dalla linea di difensiva. Messo giù intanto Catanese, si continua a giocare, palla dentro per Abate, inseguito dal suo marcatore, ancora Abate, la perde però alla meglio il Soccer Tirreno, si resta 4-1 per la formazione in trasferta, calcio d'angolo per il CUS. Palla messa in mezzo, Billecino tocca la palla, attraversa tutta l'area, poi D'Antoni prova il tiro, salva sulla linea, riesce ad allontanare Soccer Tirreno, l'ha salvata sulla linea il giocatore in maglia numero 4, Sciarca del Soccer Tirreno. Si spegne in un nulla di fatto, mantiene il risultato la formazione in trasferta. Catanese gira per D'Antoni, prova a servire lungo il compagno con passaggio allontanato. Ora D'Antoni deve rincorrere, rimette la palla in avanti un po' alla cieca. Catanese prova a stabilire, non riesce a metterla giù, rimessa la trave del Soccer Tirreno. Già battuta la Rocca, cerca una palla in avanti, il Restivo allontana. Ora Abate resiste all'arrivo dell'avversario, la gira di spalle, subisce fallo, sarà calcio di punizione per il CUS. Billeci sulla corsa per D'Antoni. D'Antoni va in avanti, Leto prova a difenderla, ancora Leto, unico giocatore andato in retta in questa partita del CUS. Ora prova ad avanzare con Catanese sulla fascia, può mettere una palla in mezzo, ecco la rimorchia cercata Abate, tenta il mancino, riesce a ribattere qui Messina, conclusione non irresistibile, ma comunque riesce a dire la sua al portiere del Soccer Tirreno per un'altra volta. Mannino, passi in mezzo a due, ancora Mannino, completa un altro dribbling, Kacem la lascia a Mannino, prova ad accendersi, prova il tiro a incrociare, non l'ha colpita perfettamente, la prende Messina. Lancia lungo Messina, Restivo va a vuoto, si lascia scavalcare, gira senza seguire da Marramaldo, alla meglio il giocatore numero 14 Rossa, messo giù, conquista un calcio di punizione. Può batterlo, Restivo aggredito dalla Rocca, ancora Restivo rischia di perdere, la Geraci si impone e la riesce a prendere, poi deviazione che trova favoriti i giocatori del CUS, Restivo allontana e trova Abate, si continua a giocare, Abate ancora, prova a servire Mannino che orienta il controllo verso la porta, riesce a rimanere bene il difensore Tirreno, poi si prende un rischio Messina sulla pressione di Mannino, sarà calcio d'angolo per il CUS. Oh! Palla messa in mezzo sul secondo palo, l'allontana giocatore numero 21. Ora Mannino prova a liberare spazio per il tiro, ci prova da fuori Giordano, anzi De Carli. De Carli da fuori, ci ho provato. Fuori però.
Lancia a lungo Messina. D'Antoni si lascia scavalcare. In avanti va De Carli. De Carli per Leto, non riesce a prenderla, la meglio Filippone che lancia in avanti, la palla è buona per il compagno, Ventimiglia può attaccare sulla fascia, palla mette una palla forse troppo lunga, è imprecisa, ma sarà calcio d'angolo per il Solcer Tirreno, che continua a condurre per 4-1 sul CUS. Sono 4, Tommy, sono 4, fate così. Sì, rimane. Così, va bene così. Palla rasa terra, Catanese riesce ad allontanare, colpisce per il suo compagno, palla che ritorna Celeste. La perde, la prende Abate, riesce ad allargare per Kacem, può accendere sulla fascia Kacem. Ancora il giocatore numero 11, ora si accentra, Mannino attacca lo spazio, eccolo che la riceve, poi si gira, messo giù, calcio di punizione. Voglio stare attenti! Oh! Tutti e tre stanchi me lo dite, riesco tutti e tre. Qua subito lo voglio, dove la palla? Perché vuoi tornare? Bravo, tranquillo, vai! Sulla palla! Va Catanese in posizione di battuta. Fabio! Vai in barriera, rimani qua, gira! Io sono con un tornecchio, va! Pronto Catanese a battere questo calcio di punizione, aspetta il fischio dell'arbitro. Eccolo che arriva. Catanese prova la conclusione, però leggermente debole, ma resta lì Mannino. Non la prende, sarà calcio d'angolo, anzi no, rinvio dal fondo per il Solcer Tirreno. Non riesce comunque a incidere il direttore di gara. Scelta un pochino timida. Intanto cambia in porta, fuori Di Maria, pronto a entrare Lobello. Dentro Di Maria, fuori Lobello. Fuori Di Maria, dentro Lobello. Chi vede al fondo per il Solcer Tirreno. Fa un passo avanti, ma non arriva così. Batte corto questo rinvio dal fondo. Catanese la mette giù. Vuole rientrare la giocata verso l'esterno del campo. D'Antoni la tocca ma non controlla. Un'altra volta Catanese che ristabilisce il possesso. Catanese è entrato in campo forse meglio dei ragazzi schierati titolari finora. Ancora Catanese, continua a tenere palla, la gioca a due tocchi dietro da De Carli. La perde, va sull'arrivo dell'avversario. La tiene ora Restivo. Dietro dalle parti di Lobello. Primo pallone toccato dall'estremo difensore del CUS, sostituito qualche secondo fa. Non riesce a prenderla questa volta Catanese. Ci prova Filippone da fuori. Lobello riesce ad allontanare verso l'esterno dell'area di rigore. Questa conclusione di Filippone. Restivo prova a servire lungo il compagno. La tocca la Rocca per ultimo. Rimessa laterale per il CUS. Restivo. Dentro vuole Mannino, allontana il difensore del Solcer Tirreno. Catanese non ci arriva. Possesso ancora Celeste. Filippone prova a lanciare, trova l'anticipo di Capitan D'Antoni che ora lancia anche la sua volta, dove trova la corsa di Leto. La prende però Mannino. Entra in aria, se la allunga forse un po' troppo, poi ci prova ancora a attaccare questa palla, batte davanti la porta, non riesce a centrarla, veramente a pochi metri, se possiamo parlare di metri, non riesce a centrare lo specchio della porta, la manda alta sulla traversa della porteria Sana Messina. Si resta ancora 4-1 in favore della formazione in trasferta. Abate non riesce ad accorciare le distanze, resta ancora a -3. Mannino non gestisce, ora Manamaldo con la testa. Geraci prova a invocare per Ventimiglia che decide di interessare il pallone. Palla tra le braccia di Lobello.
Di Carli. Lobello. Un'altra volta De Carli, pressato da Geraci, da togliersi la palla dai piedi, la tiene ancora De Carli, prova il dribbling in una fase pericolosa del campo, ma lo riesce a trovare. Poi scoperta la difesa del Cus, va Geraci, la di rigore, prova la conclusione sul primo palo, cercava il primo palo, conclusione però larga, si spegne, larga dalla porta difesa da Lobello. Poi girare le palle a tutti, vedi, Billeci prova a gestire palla in una zona pericolosa, ora va dietro da Lobello. De Carli un'altra volta. De Carli dentro l'altro dribbling e scappa la palla, rimessa laterale per il Socer Tirreno. Dobbiamo fare il cambio quando siamo in questa metà campo. Se no te lo dico io. Rimessa laterale per il Socer Tirreno. Va in avanti a cercare Filippone, lo tiene bene da Antonia, allontana, altra rimessa con le mani ancora Celeste. Filippone fa la sponda per il compagno, però mette una palla in mezzo, la mette giù Geresia, rimonta Marramaldo, poi con un brivido Lobello la toglie dalla porta. Ci aveva provato Marramaldo a metterci una pezza, la palla gli era scappata. Calcio d'angolo per il Socer Tirreno. Vieni Flavio, non rischiamo, dai. Non giochiamo uno contro uno, dai. Palla messa in mezzo a cercare La Rocca. Esce dalla di rigore, ancora La Rocca, riesce ad allontanare Mannino, ma palla che resta Celeste. Ora ristabilisce in avanti, ma palla lunga per La Rocca, la può prendere Restivo. Restivo la perde palla in una zona pericolosa del campo, un altro dribbling cercato in difesa che lo potrebbe pagare caro. Qui va Geraci, Lobello riesce a imporsi, mantiene la posizione, mantiene ancora però la porta inviolata da quando è entrato lui. Altro calcio d'angolo, ancora occasione del Tirreno. Qui si ha l'impressione che il Cus Palermo abbia quasi gettato la spugna. Veramente errori di basso conto da parte dei giocatori e difensori anche del Cus Palermo, che tentano il dribbling in zone pericolose del campo. Quindi tanto D'Antoni l'allontana, ma in calcio d'angolo ancora Socer Tirreno che continua a rifugiarsi dalla bandierina. Dov'è? Sei largo, dov'è? Se corta parti, se lunga rimani. Stavolta Lobello riesce ad allontanare, ma ancora possibilità alla bandierina. Sta provando gli schemi sul calcio d'angolo. Qui Socer Tirreno non riesce ad allontanare la difesa del Cus, che rimane schiacciata nella propria area di rigore. Si resta 4-1 ancora la formazione in trasferta. Va dentro La Rocca e ora Mannino. Catanese si allunga il pallone, prova a ristabilire Filippone, mantiene il posto Geraci, prova di prima, ma Ramaldo allontana ma non del tutto, tenta il tiro. Qui oggi vedremo il numero 6 Sireci, il vede al fondo per il Cus. Carli, Marra, resti, ci mettiamo a 3. Antoni, Ecca, De Carli, spostati a sinistra e tu centrale. Fuori D'Antoni, dentro Giordano. Si stringe a 3 la difesa del Cus Palermo, prova a dare più sostanza in attacco l'allenatore del Cus. De Carli cerca Leto, si lascia anticipare dall'avversario, gamba un po' alta, l'arbitro lascia giocare, rimessa la per il Cus. Dottore, lascialo stare! Lascialo stare! A Salovina qui! No! Leto
Non riesce a tenere la palla in campo, riesce a darla ancora Kus. A cercare Mannino. Un'altra volta Leto. Sulla corsa per Mannino, rincorre questa palla, la prende Mannino ancora sulla fascia. Mannino sterza, la palla resta lì. Prova, ora il dribbling, riesce a passare. Prova a cercare l'area di rigore. Resta ancora in campo la palla, ci prova Billesci forse a cercare la coordinazione per il tiro. Non riesce, la palla che attraversa tutto il campo. Kacem insegue Girasia. Lancia lungo, lancia buono per Ventimiglia, che lancia il 2-2 col portiere. Ventimiglia contro Lobello. Gol del 5-1, contropiede letale per la difesa del CUS Palermo. Lancio lungo che mette in porta Ventimiglia. Difesa del CUS non posizionata perfettamente. Si ritrova solo contro Lobello, che non può fare niente all'iniziativa di Ventimiglia. Qui CUS 1, Societireno 5. Dai, veloci, andiamo dietro. Grandissima palla di Girasia a cercare Ventimiglia. Veramente un ottimo lancio filtrante per il compagno, che si è trovato solo a tu per tu col portiere. Ha risposto pronto al suo dovere. Gol del 5-1, te lo dà il Societireno. Abate. Leto lancia in avanti per Mannino. Lo tiene bene il suo avversario. Dai, vieni, dai. Billesci. Ancora Billesci. Tiene palla. Prova a cercare la soluzione per i compagni. Non controlla Mannino. Palla che ritorna a Messina. Si resta 5-1 a pochi minuti dalla fine del secondo tempo di gioco, scusate. Arbitro, cambio! Arbitro! E cambio, arbitro! Geraci, vieni! Tanto fuori Geraci. Oggi doppietta per lui. Lascia la fascia di capitano ai compagni. La lascia a Sciarca. Anzi non la lascia la Rocca. Fuori Geraci, ricordo autore di una doppietta oggi. Pronto a entrare in campo in maglia numero 14 Longo. Andrea! Messina va lungo. Prova a tenere la mano a Maldo. La prende però Ventimiglia, ha messo giù Maramaldo, si continua a giocare. La Rocca anticipa il restivo, lancia lungo, non riesce Leto a prenderla, era posizionato leggermente più avanti. Guarda cosa devi fare! Non è, devi giocare, guarda. Giocami col dottore. Andrea, devi attaccare perché tu poi non ci stai con i 4 2. È stata tra le celeste. Bene avanti, cercare Ventimiglia, la tocca alla Rocca. Possesso ancora un po' confuso, riesce ad allontanare De Carli, altra rimessa laterale. Ancora celeste, ancora per il Societireno, conduce di 4 gol sopra sul CUS. Quindi sembra proprio qui, sembra proprio scritto il risultato, almeno l'esito. CUS che resta a 0 punti la seconda giornata di gara, mentre Societireno sale a quota 4. De Carli la mette giù, rischia su questo arrivo sull'arrivo di Girasia, mantiene il possesso, restivo, lo trattiene, si continua a giocare per il vantaggio. Entra in area Societireno, la perde però l'attaccante è lì. E poi ora Abate, riceve palla, si gira, la insegue Catanese che si va a sovrapporre, la prende Kacem, può servire Catanese, eccolo qui servito. Catanese ancora, ne ha sulle gambe, mette una palla in mezzo, Murata, ma continua a tenere il possesso. Ora la gira a cercare Abate, prova il tiro da fuori, si distende Messina e la blocca. Recupera un po'. Il mio lungo per Messina, ma Ramaldo rischia qui a tenere l'avversario. Arriva De Carli che chiude la Rocca, la palla resta lì e poi può uscire. Bene, palla al piede De Carli. Ha tenuto bene l'avversario, poi la perde, se la allunga troppo, la ritrova Filippone. Sale palla al piede Filippone, deviazione, calcio d'angolo per il Societireno. Arbitro, cambio! Fabio!
Qua, veloce. Forza, veloce, oh. Veloci. Punto cambio al Tirreno, fuori il maglia numero 11 Ventimiglia, pronto a entrare il maglia numero 13. Il maglia numero 13 Virruso. Vai Virru! Calcio d'angolo battuto verso il primo palo. Allontana il difesa del Cus, non riesce però a mantenere il possesso, la tiene il Tirreno, che ora mette una palla buona sulla corsa di Girassia, si lascia anticipare da Restivo. Rimessa laterale per il Cus. Recupera dopo. Mannino messo giù, ma il regolare si continua a giocare per il vantaggio. Abate, prova a entrare in aria, cerca una palla orizzontale pericolosa per Catanese, la perde, la ritrova il Tirreno. Ora allarga a cercare l'entrato Virruso, che perde però palla, la ritrova Marramaldo, lancia sulla corsa di Leto, può prendere Leto, entra in aria, se la allunga Leto, risponde un'altra volta, pronto Messina, poi Abate ancora Messina, salva sulla linea. Grande doppio intervento da parte del portiere del Tirreno, che mantiene il risultato. Un'altra volta Messina, poi Abate gliela toglie dai piedi al portiere, ma mi sembrava regolare. Mi sembrava regolare, ma l'arbitro era pure girato, peraltro. Mi ha tolto. Bravo Matteo! Ammonito anche Abate dopo aver Questa Academy Calcio Live su YouTube. No, su YouTube. È infattibile. Cioè questo neanche sa le regole del calcio, ragazzi. Non parliamo di arbitraggio. Si può riprendere, calcio di punizione. Non sa le regole. La Rocca prova a toccarla col tacco. Attacca Girassia, scappa su Restivo. Tiene palla anche il numero 20 del Tirreno, la prende Restivo. Ora può servire il numero 11 Kacem. Prova a mettere il corpo davanti alla palla. Ancora Kacem, tenta il dribbling, viene raddoppiato, costretto ad andare dietro. Restivo allarga dalle parti di Leto, si lascia anticipare. Poi Marramaldo non la prende, un'altra volta Leto. Prova a risalire ancora Leto, ricordo unico giocatore entrato in rete del Cus Palermo. Leto ancora. Prova il tiro da fuori, è largo. Ancora pochi minuti alla fine della partita, si resta 5-1 ancora per la formazione in trasferta. Leto prova ad andarsene su Filippone, la palla resta in campo, ma la riprende il giocatore mai numero 14 oggi all'esordio in campo. Allontanato il possesso, la prende Girassia, Restivo lo segue con la posizione. La palla scivola dall'altro lato di campo. Virruso entra in campo. De Carli riesce a prenderla in porzione. Ora prova a uscire palla al piede. Un'altra volta De Carli con la progressione. Tiene il possesso e sale palla al piede della tre quarti avversaria, ma si lascia fermare. La palla servita da Abate per la corsa di Leto. La può tenere in campo Leto. Prova a recuperare il difensore del Tirreno. Al limite vuole Mannino, ma parla troppo all'interno rispetto alla posizione del giocatore mai numero 19 del Cus. Calcio d'angolo rosso. Girascia, dove recupera? Dove recupera? Sta lì davanti, ci prova a caccia, ma libera lo spazio per il tiro. Non riesce, palla allontanata, può ripartire in contropiede il Tirreno. 5 maglie, li prende al contropiede, ma salta tutto, la riprende il Cus. Abate e rientra in aria. Può mettere una palla dentro per Mannino. Legge bene il difensore celeste e lancia in avanti. Ora avanza, chiuso da De Carli. La riprende Kacem che salta l'uomo. Ancora Kacem, tenta il doppio passo, se la porta sul destro. Entra Kacem, sterza. Prova il mancino. Messina
riesce a bloccarla. Palla di facile amministrazione da parte del portiere del Socer Tirreno. L'arbitro fischia 3 volte, manda le squadre nei spogliatoi sul risultato di 5-1 in favore del Socer Tirreno. Partita difficile questa, caratterizzata da diversi fattori che hanno permesso di cambiare la partita in corso d'opera. Io vi ringrazio per la visione, per la compagnia, per la strada passare insieme. Un saluto e alla prossima da Filippo Longi e grazie.